grande che è una settimana che lavora qua a preparare tutti questi. Perciò Domenico, ti ringrazio, a parte del comitato e a parte di tutta la comunità italiana, hai fatto un gran lavoro. Si posso dire in inglese adesso due parole. I would like to say to those of you who are watching who do not understand the Italian language, I hope that you enjoyed the program this evening, this telethon. It has been a magnificent success beyond our expectation. Our target was $5,000. We have surpassed that by 1,000 and we have raised the sum of $6,000. When you consider that in only 4 hours, a new channel like ours, we're not so popular yet, but we believe that after tonight's success we're becoming very popular. So to all you young people out there, watch us, our program. Our aim is to better the program, to give you more programs during the week, and obviously this to be able to achieve this, it takes money. Television is an expensive media, as you all know, and that's the reason for tonight's telethon. Our aim is to produce sporting programs, health programs, cooking programs, all local contents if possible, and obviously it takes time. And considering the time that we have been on air, we think that we have done pretty well. Thanks to all you people out there who have donated tonight and supported us. We appreciate it very much. We hope that you enjoyed the evening. Without the hard work of people like Dominic Minorchio, our producer, our technician, who has been working all week to set all this up, to put a program, direct program to air like this tonight is not an easy task, and we believe that we've achieved it, and we're very thankful to Dominic and all the staff who've helped here this evening, the other cameramen concerned, to the telephone girls on the telephone, down to the coffee lady, Carmel Monteleone, who's been making coffee all night and biscuits, and of course everybody behind the scenes, and not forgetting the gentleman beside me here on my right. I have Cesare Stella, whom you all well know in the community, a great worker in the community, and Cesare will be seen a lot more in the future on this channel, I hope. And of course on my left here, Alberto. Now a lot of people say, who is this Alberto? Where's he come from? Well, he was a gift from heaven to us. He just dropped in out of the blue, and he's got the gift as a presenter, an interviewer, and we're very, very grateful for what he's been doing for the channel, for ITV, and we hope to see a lot more of Alberto in the future. And I'd like to thank you very much, Alberto, for your professionalism and the way you handle the interviews and everything. And of course, our friend, il nostro amico Roberto Stallone. Come facevamo senza di te anche stasera? Ma non è vero, è stato soprattutto il signor Cesare, con la sua potenza di questo nome grande e forte che abbiamo dovuto... Perché? Perché è la buona stella, è la stella. Puoi dire alta voce, perché in effetti senza di me questa sera non sto scherzando. Mancava la stella. No, volevo dire una cosa molto importante, una cosa bella che mi è venuta dentro, perché voi sapete io stavo dentro con i telefoni. Stasera è come se io avrei fatto uno spettacolo tranquillamente, perché la voce sarebbe stata lo stesso. Volevo dirvi una cosa, ci sono state delle persone, Alberto, pensa un po', dice Stallone, allora ti mando $20 oggi e $30 domani quando facevi la trasmissione. Signore, pensate un po' com'è forte e com'è bella questa televisione. Mi mette in ginocchio voi, perché voi siete perché la forza. No, proprio perché io sto veramente dicendo, perché voi siete la forza dell'Italia qua ad Adelaide. Pensate un po' se questa televisione questa sera faceva 3-4 giorni, poteva arrivare un casino di soldi, ma siccome che noi vogliamo andare con la calma, io mi metto in mezzo pure io, perché adesso faccio parte pure di questa bellissima e grandissima famiglia. Aiutate questa televisione, aiutate, perché quando vengo saremo ancora più forti, ancora più uniti. Nick Fazalari e tutto il resto della comitiva hanno bisogno di voi, io ho bisogno di voi, voi lo sapete, aiutateci, grazie. Con queste belle parole di Roberto, questa serata è conclusa. È stato un piacere per me, speriamo che sia andata bene, un saluto, una buonanotte, come dicevo sempre da Cesare, una calorosa buonanotte. Ciao ciao.
Bene, allora, buona serata, buonanotte a tutti quanti. Buona mattina. Buona mattina, Siamo di mattina. a mezzanotte e un quarto. Mezzanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie Ciao, a grazie a tutti. tutti. Ciao, ciao. 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 Ciao, $6.000. E stanno ancora arrivando delle monete!